Oggi è una giornata importante per l'Ordine perché è presente su due fronti, su argomenti altrettanto importanti. Nella sede dell'Ordine, all'Aula di Cioggeracci, abbiamo un convegno sulle vaccinazioni e quanto può essere importante in questo periodo, quanto lo è stato anche in altri periodi e quanto lo sarà sempre. L'immunità che dà, in particolare per quanto riguarda i soggetti fragili, i soggetti anziani, diciamo. Ormai l'età media è andata avanti, siamo nella donna parliamo di 84 anni, l'età media nell'uomo di 83, quindi le persone over 70 o over 80 sono tanti ed è necessario che si vaccinino tutti, in particolare in questo periodo per l'influenza, ma anche le altre vaccinazioni sono importanti per poter essere più tranquilli e superare meglio eventuali altre patologie. L'altro argomento altrettanto importante che si svolge al Dioscuri, sempre organizzato dall'Ordine e dalla Commissione Albo Odontoiatri con il suo presidente, il dottore Luigi Burruano, che parlano di rianimazione cardiorespiratoria, in particolare riguardo alla sala, allo studio odontoiatrico. Tutto quello che succede è per tutti sono illustri relatori che parleranno di tutti i protocolli necessari e tutte le metodiche per poter essere pronti a eventuali complicanze che possono succedere. D'altro canto non sono pochi i casi di lipotimia o casi di arresto respiratorio in sala odontoiatrica, anche perché sicuramente lo stress a cui il paziente va incontro quando deve presentarsi di fronte all'odontoiatra non è poco e quindi si accentua di più. Lì deve essere bravo l'odontoiatra e tutto lo studio, tutta l'equipe, perché è un approccio multidisciplinare, anche il personale OSA, l'assistente di poltrona e tutti, a conoscere bene i protocolli per poter essere pronti alla soluzione del problema. Perché oggi come oggi sì, mettiamo al primo posto la patologia, ma credo che sia ancora più in vista la persona. Quindi non solo risolvere il problema della patologia, della crisi lipotimica, dell'arresto, ma far sì che non ci siano delle complicanze e che ci sia quindi una restituzione ad integrum delle funzioni vitali del soggetto. Siamo oggi riuniti a parlare di campagna di vaccinazione, un tema che è emerso ai tempi del Covid, con varie ed eventuali che tutti ne conosciamo. La vaccinazione anti-Covid però ha portato attualmente quello che è una maggiore attenzione nei confronti dei vaccini in generale. Oggi parleremo di vaccinazione anti-influenzale da parte di tutti gli operatori sanitari coinvolti in questa strategia preventiva. Io da medico di medicina generale posso dire che la nostra figura, così come quella dei pediatri, ma in genere quella di tutti, è necessaria ed è insostituibile per mettere in campo quelle che sono, quella che è la somministrazione del contenuto vaccinale a tutta la popolazione, che è un servizio, quella che è una missione non di poco conto, perché quella che è l'attività di prevenzione vaccinale non risulta essere solo la mera somministrazione vaccinale, bensì far comprendere a tutta la popolazione quelli che sono gli effetti a breve e a lungo tempo di una somministrazione vaccinale, non solo verso se stessi, bensì verso tutti quelli che ci circondano, per cui l'azione di vaccinarsi verso se stessi è un'azione d'amore verso la collettività e verso tutti. Pensate all'immunità di gregge, che è un obiettivo che viene raggiunto grazie a ciò, per esempio. Oggi, grazie all'intervento degli illustri relatori che ci saranno, avremo quello che è un focus su sicuramente i vaccini anti-influenzali, però oltre quello abbiamo altre categorie di vaccini, la vaccinazione contro lo pneumococco, la vaccinazione contro l'herpes, e avremo quella che è un'analisi approfondita e dettagliata di tutte le tipologie vaccinali e in particolare arriveremo a profilare quello che è il miglior vaccino per la persona, perché non abbiamo a disposizione solo un tipo di vaccino, abbiamo varie tipologie vaccinali e grazie alle caratteristiche proprio della persona andremo a
profilare appunto ai vari vaccini che abbiamo nei nostri frigoriferi.